Buongiorno a tutti. Dopo un'infinita ed estenuante giro sono riuscito ad entrare alla ex cava Italcementi, che si trova esattamente a metà strada tra la foiba di Basovizza e l'ospedale Cattinara. Io prima ero dietro quel costone di roccia lì in fondo e non sapevo che dall'altra parte era tutto aperto e si poteva entrare. Come sono entrati in molti ho visto delle foto, non ho mai visto dei video, quindi posso colmare questa lacuna e fare un video qui dentro. Adesso sto scendendo dove scendevano i camion per poi arrivare all'area vera e propria della cava. Purtroppo ho visto che da internet c'era ancora una gru abbandonata qui, uno scavatore più che una gru, c'era uno scavatore abbandonato, di quelli giganti tipo Caterpillar da cava, e non lo vedo più, quindi è stato riciclato perché essendo qui probabilmente da anni era ridotto a ferro vecchio. Non lo vedo più. Ovviamente Google Maps inganna veramente molto, in questo caso mi ha ingannato tantissimo, perché quando io sono arrivato di là di quel costone di roccia che ho fatto prima un breve video, quando sono arrivato di là del costone di roccia, cioè da Google Maps non si capiva che c'era quella po' di salita per arrivare alla cava, cioè sembrava tranquillo, cammini 100 metri e sei arrivato. Sì, ma quei 100 metri erano anche 100 metri di dislivello, quindi era mostruoso, era veramente mostruoso riuscire ad arrivare, cioè è impossibile. Ho rinunciato perché insomma non sono uno scalatore e allora qui è tutta fanghiglia. Facciamo il giro largo, va? Facciamo il giro largo e qui presto la natura si riapproprierà di questo terreno. Voglio arrivare sul bordo della cava per vedere se lo scavatore è qui giù o lo hanno portato via, perché vedete qui c'è la cava dove hanno proprio scavato. Andiamo con calma perché visto le piogge e gli smottamenti che ci sono stati non vorrei volare di sotto, perché visti i sassi che ci sono di sotto, se cadi, a parte che sono 20 metri 25, ma se cadi sei morto. Non lo so cosa vi posso dire, non so neanche io cosa dirvi. Speravo di trovare questo gigantesco scavatore. Andiamo un po' più sul bordo. Purtroppo no, non c'è più lo scavatore e proviamo a continuare a fare un giro per vedere se magari è stato portato qui dietro oppure se Google Maps inganna. Sapete cosa faccio finché andiamo avanti? Guardo per terra, io non vorrei ammazzarmi, ma guardo anche Google Maps con l'altro telefono, perché così posso vedere dove sono. No, non posso vedere dove sono perché non c'è rete. Comunque lo scavatore indicativamente era dove c'è sta pozzanghera, più o meno dove c'è questa gigantesca pozzanghera, lo scavatore era lì, ricordandomi a memoria Google Maps. E quindi niente, io credo che negli anni abbiamo scavato sempre di più fino ad arrivare alla profondità che si vede qui, e poi si sono fermati. Qui ci sono state comunque delle frane, perché secondo me l'acqua, freddo, caldo, ha creato delle frane. Vedete, sono degli anelli, hanno scavato e poi evidentemente non è più servito
non è più servita questa cava e quindi è stata chiusa. Onestamente pensavo di trovare qualcosa di più, cioè almeno di trovare questo scavatore, perché era un mostro di quelli tipo alto 6 metri, largo 4-5, quindi era un bel mostro a guardarlo da Maps. Però purtroppo, vi ripeto, è stato portato via, purtroppo o per fortuna, perché comunque era abbandonato qui nella natura, quindi non era proprio un souvenir, però mi sarebbe piaciuto vederlo per curiosità. Cosa volete che vi dica? Cioè, io credo che un luogo così sia il più facile da essere ripreso dalla natura, perché alla fine pian pianino ci ricrescerà qualcosa, però comunque resterà pericoloso, perché se mai qualcuno dovesse venire qui a giocare, a fare cosa, cioè lì hanno messo i sassi per delimitare la parte pericolosa che può franare. Io l'ho superata, ma vabbè, penso di avere un po' di esperienza per andare oltre quei sassi, però quando sarà tutto ricoperto di erba e tutti si saranno dimenticati che quei sassi sono lì per un motivo, non lo so, potrebbe diventare un luogo pericoloso, ed è un luogo comunque che, ripeto, o torna alla natura, ma l'uomo non credo che ne abbia più bisogno di raccogliere queste pietre. Cosa volete che vi dica? Pensavo meglio, però noi visitiamo tutti i posti e anche l'ex cava Italcementi di Trieste è stata fatta. Buona giornata.